senza parole. Non so come mamma sopporta sua mamma, perché era proprio come chiocciola per bambini, vestiti sempre bene, educati, bella famiglia. Belluno non c'è persone come queste persone qua. Fanno vivere le persone, fanno crescere le persone e in più mi dispiace, guarda, è una cosa che insomma fa piangere, ecco. Non si danno pace i vicini di casa nella frazione di Levego al 64 di via Meassa, sguardi increduli, sgomento e lacrime per la tragedia che ha strappato alla vita la piccola Afra, 4 anni appena, e che tiene con il fiato in sospeso per la sorte dei fratellini, della sorella più grande di 23 anni e della mamma Mavis. Sempre mi salutavano davanti porta perché vanno, bambina era speciale, speciale, bellissima come bambola, proprio speciale. E per caso ho detto, mi raccomando, piano, buon viaggio. Un viaggio per celebrare la fede nella gioia che ha trasformato una domenica di festa in un incubo. Non è facile accettare una situazione del genere, quindi ci siamo stretti tutti attorno alla famiglia, attorno agli amici, ai fratelli, ma anche alla classe dell'asilo che frequentava proprio a Levego. Il comune si è messo a disposizione della famiglia. Con il dirigente scolastico dell'asilo Buzzati che Afra frequentava si è deciso di fornire aiuto psicologico ai compagni di classe. Anche la classe, mi diceva il dirigente scolastico, avrà bisogno di un percorso per far capire e far comprendere anche a questa età giovane cosa sia successo, magari però con i professionisti adeguati. Il personale della cooperativa Europromos, per la quale mamma Mavis presta servizio al San Martino di Belluno, ha aperto una raccolta fondi. William Occhiere, il papà della piccola Afra, è rientrato già nel pomeriggio di domenica dal Belgio, dove era andato per cercare un'occupazione che gli consentisse di sostenere al meglio la sua famiglia. La spola fra il Cafoncello di Treviso e l'ospedale di Conegliano, le pratiche burocratiche da sbrigare, un dolore che nessuna parola può descrivere. Una famiglia allegra. Sempre cantavano, bambini educati. E ora non so, questi di 7-9 anni come sono. Grave, io credo. Siamo tutti tristezza.